Benvenuti, oggi è lunedì 24 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.16. La luna sorge alle 2.05 e cala alle 17.16. Oggi si celebra Santa Cristina. Il nome Cristina deriva dal greco e significa consacrata a Cristo. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il verde, la pietra lo smeraldo e il metallo il mercurio. Reduci da una nottata insonne? Vi guardate allo specchio e avete due occhi da panda? Non temete, abbiamo dei preziosi consigli beauty per voi, per sconfiggere borse e occhiaie. Per iniziare, adottate uno stile di vita sano, con una corretta idratazione e una dieta ricca di frutta e verdura. Riducete al minimo lo stress, fosse facile, e dimenticate alcolici, cibi salati e dolci in eccesso perché non aiutano la situazione. Poi rimuovete sempre il trucco e idratate delicatamente la zona perioculare con prodotti specifici, massaggiando con dolcezza. Inoltre optate per un correttore aranciato di qualità, un alleato perfetto per contrastare l'occhiaia grigia. Sono 54 le candeline per la cantante e attrice Jennifer Lopez. Nata a New York da genitori portoricani, per lasciarsi alle spalle il contesto di degrado in cui è costretta a vivere, studia canto e danza, perfezionandosi sia in inglese che spagnolo. Una scelta vincente che le spalanca prima le porte del cinema e poi quelle della musica. Regina del pop latino, è stata eletta nel 2012 dalla rivista Forbes celebrità più potente del mondo. Festeggia 66 anni l'attore napoletano Vincenzo Salemme. Si forma nella prestigiosa compagnia di Edoardo De Filippo, dove rimane per 7 anni, maturando anche l'estro di autore teatrale. Negli anni 90 costruisce una compagnia con Carlo Buccirosso e Maurizio Casagrande, che spopola anche al cinema. Infine, oggi compie 64 anni l'ex campione di canottaggio Giuseppe Abbagnale. Nato a Pompei, ha dominato nella specialità due col fratello Carmine e il timoniere Giuseppe Di Capua, vincendo 2 titoli olimpici e 7 mondiali. Storica la telecronaca di Giampiero Galeazzi per l'oro olimpico conquistato a Seul nel 1988. Nel bel mezzo dello sbarco in Normandia, un piccolo plotone agli ordini del capitano Miller si mette sulle tracce del soldato Ryan, ultimo superstite di 4 fratelli, tutti caduti in battaglia, per riportarlo a casa. Diretto dal maestro di effetti speciali che risponde al nome di Steven Spielberg, il 24 luglio del 1998 debutta nelle sale Salvate il soldato Ryan. Vincitore di 5 premi Oscar e super campione di incassi, il film è ispirato alla vera storia del sergente Friedrich Fritz Nyland. Siete fortunati se nella vostra casa ci sono dei gemelli. E no, ovviamente non sto parlando di segni zodiacali. Ma vi siete mai resi conto di quanto siano straordinari? Sapete che il 40% dei gemelli sviluppa un linguaggio segreto, un vero e proprio codice criptico che lascia gli adulti a bocca aperta. Questo fenomeno ha un nome, si chiama criptofasia. Si manifesta quando ogni gemello ripete le parole pronunciate in modo errato dall'altro, deformandole e abbreviandole, fino a creare una forma di comunicazione unica e affascinante, tutta loro. È come se avessero creato un mondo a parte, solo per loro. Che meraviglia! Pronti a conoscere le previsioni astrali? Prendete appunti perché arriva l'oroscopo di Marco Amato. Buon inizio settimana ai 12, luna in bilancia raffinata ed elegante, riserva un po' di aggiustamenti, un po' a tutto lo zodiaco, vediamo come. Ariete, proprio la luna oggi è in opposizione, ma probabilmente qualcosa in famiglia vi richiamerà all'attenzione e probabilmente ci sarà ancora una volta bisogno del vostro aiuto, ma non preoccupatevi, la settimana sarà generosa, ve lo racconto domani. Toro, giornata particolarmente venusiana visto che la luna accende i sensi di Venere, che rimane comunque un po' quadrata, forse qualche problema da risolvere, ma niente paura, in soccorso verranno le persone che vi vogliono bene. Al lavoro state attenti, c'è molta burocrazia da sistemare. Gemelli, giornata molto interessante, oggi si apre con una bella luna di trigono, l'ispirazione brillante, raffinata, elegante, sagace, come solo voi sapete essere. Oggi una simpatia particolare per qualcuno vi potrebbe colpire. Cancro, una giornata che sicuramente con una luna di ideale quasi quarto campo le richiama all'ordine familiare, e la famiglia del resto è il vostro punto di forza, quindi partite dal vostro forte e andate
destinate poi alla conquista del mondo. Leone, giornata oggi che vede già i raggi del sole muoversi nei vostri gradi e riscaldare la vostra pelle, sensuali e decisamente richiamanti attenzioni, soprattutto al lavoro. Qualche particolare simpatia nei confronti di un collega sarà possibile. Vergine, giornata in cui la luna vi aiuta sicuramente a mettere in prospettiva le problematiche. Marte è nel vostro segno ed è opposto a Saturno. Il lavoro, la riorganizzazione pratica delle cose è sicuramente ciò di cui avete bisogno. Sicuramente però troverete la diplomazia giusta per sistemare le cose. Bilancia, giornata oggi salutata da una luna splendida nei vostri gradi che vi mette brio, allegria e umore affascinantissimi come al solito. Qualche nuova idea vi frulla in testa, ma ci sarà una settimana intera per goderne. Intanto questo lunedì, che sembra il prolungamento del weekend, vivetelo come tale. Non c'è bisogno di andare a lavorare se proprio non potete glissare, magari uno smart work da lontano, e dedicatevi all'amore. Scorpione, giornata che prevede qualche dubbio che si dipana e con la luna nel vostro ideale 12° campo, per cui vi fa sensibili, emotivi oggi e particolarmente ricettivi, e una carezza da parte di qualcuno che vi vuol bene sarà sicuramente un toccasana. Sagittario, una luna intuitiva che ha a che fare con l'11° campo, quindi con le amicizie e le affinità elettive. Magari oggi riuscirete a prendere alla leggera tutta una serie di cose e a passare anche sull'orgoglio. Capricorno, luna di quadratura oggi, quindi un po' di senso di solitudine oggi, o un po' di pasticci, ma quella luna è comunque in trigono larvato a Plutone, per cui un suggerimento che comunque state andando verso la direzione giusta vi arriverà materializzandosi sotto una forma affettiva. Acquario, giornata oggi con una bella luna in trigono, risale l'umore e anche se proprio ancora volete stare in difesa e non proprio aperti nei confronti degli altri, c'è sicuramente una magia di suggestioni e di dati che vengono dal lavoro che sono assolutamente confortanti, che vi portano a essere soddisfatti di voi stessi. Pesci, la luna oggi non vi aiuta, anzi non vi parla, vi lascia solo a vedervela con quel Marte che insidia Saturno, le vostre sicurezze. Ecco, forse è il caso di affrontare a viso aperto una problematica di una persona che è scontenta del vostro rapporto con questi. Siate diplomatici. Fu un archeologo ed esploratore statunitense, Hiram Bingham, a riportare alla luce il 24 luglio del 1911 il sito di Machu Picchu, una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Parliamo dello scrigno dell'antica civiltà Inca, che tra il 1200 e il 1500 costruì un grande impero tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù. La sensazionale scoperta, esaltata da un fotoreportage sulla rivista National Geographic, affascinò il mondo intero e diede inizio alla fortuna turistica dell'area, inclusa nel 1983 tra i patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Voi ce l'avete quella persona speciale che vi accompagna ovunque, che sia il vostro migliore amico o il vostro partner? Beh, ho un proverbio perfetto per descrivere la vostra relazione. Like 2 peas in a pod, come 2 piselli in un baccello. Questo significa che siete così simili e uniti che sembrate inseparabili, proprio come i piselli che crescono insieme nello stesso baccello. Quindi non esitate a condividere questo modo di dire con la vostra anima gemella. Siete curiosi di sapere cosa vi siete persi nella puntata scorsa? Correte su Sicilia Play, il nostro canale YouTube, dove potete trovare tutti gli episodi precedenti. Zelda e Scott Fitzgerald, la coppia più glamour degli anni '20, viveva una vita di eccessi e lusso. Ma quando il successo abbandonò Scott, si trovarono in gravi difficoltà finanziarie. Ci furono litigi, tradimenti e la dipendenza dell'alcol da parte di Scott, mentre Zelda cercò una via di fuga nella danza. La danza infatti divenne la sua ossessione, ma nonostante fosse vicina al successo, i suoi problemi mentali e la diagnosi di schizofrenia complicarono ulteriormente la sua vita. Nel suo romanzo Lasciami l'ultimo valzer, Zelda raccontò la sua intensa e tormentata vita, inclusa la relazione con Scott, da idolo a rivale. I suoi quadri, nascosti nella soffitta di famiglia, rimasero sconosciuti fino agli anni '60. Zelda interruppe il suo valzer troppo presto.
Ci salutiamo con la frase del giorno: non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Grazie per essere stati con noi in questa puntata, continuate a seguirci anche domani. Un bacio dalla vostra Naomi.